Il Papa ai sacerdoti: sporcatevi le mani con la gente. Lo ha detto nella messa crismale in San Pietro. Poveri, prigionieri di guerra, ciechi e oppressi, ha detto, sono i nostri modelli evangelici. Lo stile della corresponsabilità nella guida pastorale ha dato l'impronta al cammino del presbiterio diocesano. La riflessione proposta dal Vescovo nella messa crismale, frutto di un percorso con i sacerdoti. Approvato il progetto per la ricostruzione della passerella a sbalzo sulla provinciale 227 tra la Cervara e Paraggi a Santa Margherita Ligure, costo dell'intervento 500.000 euro. Chiavari Porte aperte. Per 3 giorni la piscina e l'area del porto ospiteranno dimostrazioni di discipline sportive per disabili. Obiettivo: dimostrare come sport e turismo accessibili siano un volano per il territorio. Buongiorno ai telespettatori di Tigullio Oggi. Con il Giovedì Santo inizia il Triduo Pasquale. Questa mattina il Papa ha celebrato la messa crismale e ha benedetto gli oli santi. Nell'omelia Francesco ha parlato del rapporto di Gesù con le folle, rivolgendo una forte raccomandazione ai sacerdoti. Sentiamo. Un invito a sporcarsi le mani con la gente è stato formulato stamani dal Papa rivolgendosi ai sacerdoti durante la messa crismale in San Pietro. Francesco ha ricordato la vicinanza di Gesù alla folla e il suo contatto diretto con le persone, ma anche i 4 gruppi che sono destinatari preferenziali dell'unzione del Signore: i poveri, i prigionieri di guerra, i ciechi e gli oppressi. Non dobbiamo dimenticare, ha detto il Papa rivolgendosi ai cardinali, ai vescovi e ai presbiteri presenti, che i nostri modelli evangelici sono questa gente, questa folla con questi volti concreti. Il Santo Padre mette in guardia dunque dalla tentazione del clericalismo, dal volersi assicurare il cibo e la propria comodità disinteressandosi della gente. Noi non siamo distributori di olio in bottiglia, siamo unti per ungere. Ungiamo distribuendo noi stessi, distribuendo la nostra vocazione e il nostro cuore. Mentre ungiamo siamo nuovamente unti dalla fede e dall'affetto del nostro popolo. Ungiamo sporcandoci le mani, toccando le ferite, i peccati, le angustie della gente. Ungiamo profumandoci le mani, toccando la loro fede, le loro speranze, la loro fedeltà e la generosità, senza riserve del loro donarsi, che tanti illustrati qualificano di superstizioni. Colui che impara a ungere e a benedire si sana dalla meschinità, dall'abuso e dalla crudeltà. E Papa Francesco presiederà oggi la messa in Cena Domini dalla casa circondariale di Velletri a Roma. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Telepace 1 canale 15 a partire dalle 17. Veniamo adesso in diocesi. La Santa Messa Crismale viene anticipata al pomeriggio del mercoledì santo per consentire a tutti i sacerdoti di essere presenti nelle loro parrocchie per le celebrazioni del Giovedì Santo. La riflessione che ha proposto Monsignor Tanasini quest'anno trae spunto dal lavoro svolto con alcuni sacerdoti improntato al tema dell'obbedienza presbiterale. Sentiamo. La messa del Crisma vuole significare l'unità della Chiesa locale raccolta attorno al proprio vescovo. Il presbiterio della diocesi presente rinnova le promesse fatte nel giorno dell'ordinazione sacerdotale. Il vescovo consacra gli oli santi, il Crisma, l'olio dei catecumeni e l'olio degli infermi che si useranno durante l'anno liturgico per celebrare i sacramenti. Al di là del ripetersi dei gesti, l'appuntamento annuale, come ha sottolineato il vescovo diocesano Monsignor Alberto Tanasini, rappresenta una riunione di famiglia in cui si condivide il cammino percorso e si riparte con rinnovato slancio. Quest'anno il vescovo ha sottolineato il lavoro svolto di riflessione e approfondimento incentrato sul tema dell'obbedienza presbiterale. Ma l'anniversazione di quest'anno nasce da un lavoro che è già stato fatto, proposto dai vicari foranei e poi affrontato sia nel Consiglio presbiterale che nei vari vicariati della diocesi, ed è stata una riflessione appunto sul tema dell'obbedienza, affrontata nel suo significato un pochino più complessivo.
Quindi il Vescovo ha raccolto queste riflessioni, il lavoro fatto dai sacerdoti e lo ha proposto a tutto il presbiterio. Non un atto formale o disciplinare dunque, ha spiegato il Vescovo, ma un atteggiamento che trova la sua radice nell'obbedienza di Gesù al Padre. Il Vescovo ha sottolineato che l'obbedienza del sacerdote è caratterizzata dall'aspetto della diocesanità e della corresponsabilità che il presbiterio ha con il Vescovo per la cura pastorale della diocesi. Secondo le linee del Concilio, il Vescovo non è disgiunto dal suo presbiterio che, in atteggiamento di obbedienza, ne condivide le responsabilità. Il desiderio è quello di proseguire su questa riflessione per poter maturare uno stile maggiore di corresponsabilità nella guida pastorale della diocesi. I riti del Giovedì Santo introducono nel cosiddetto Triduo Pasquale. Questa sera alle 18 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari Monsignor Alberto Tanasini presiderà la messa in Cena Domini, al termine della quale seguirà un momento di adorazione all'altare della Reposizione. Abbiamo chiesto al direttore dell'ufficio liturgico diocesano il significato dei gesti che si compiono in questa celebrazione. Di che cosa si fa memoria nelle celebrazioni del Giovedì Santo? Ma nel Giovedì Santo intanto per un'antica tradizione la Chiesa celebra la messa crismale, come tu hai detto, che noi celebriamo per motivi logistici mercoledì, e quindi c'è già una grande idea della comunione, la comunione del Vescovo con il suo presbiterio, quella stessa comunione che noi rivivremo quando rivivremo il momento dell'ultima cena, quando ci racconta proprio la scrittura: Gesù prese il pane, il calice e lo diede dicendo: fate questo in memoria di me. È l'istituzione dell'Eucarestia. Ogni domenica, quando noi celebriamo l'Eucarestia, riattualizziamo quel momento lì. C'è anche il gesto della lavanda dei piedi, che cosa ci richiama? L'Evangelista Giovanni mette proprio questo gesto al posto dell'Eucarestia per dire che Gesù anzitutto ha posto quel gesto richiamando al servizio, ma richiamando a una vita che si fa dono. Ecco, la liturgia ci dona la possibilità, laddove è possibile, di vivere il gesto della lavanda dei piedi, che noi qui faremo ad alcune persone della nostra zona, e che dice proprio che insieme all'Eucarestia è il segno con cui Gesù ha voluto dire il suo dono per tutti gli uomini, che poi diventerà attuale nella croce del Venerdì Santo. E poi l'adorazione agli altari della Reposizione. Che cosa ci richiamano queste composizioni, questi altari che vengono allestiti in tutte le parrocchie? Anzitutto la Chiesa si decentra. Il centro non è più l'altare con il tabernacolo, perché il Signore non c'è, e quindi le chiese sono spoglie proprio per dire che noi sperimentiamo l'assenza del Signore e che viviamo con questa assenza. L'altare della Reposizione è il luogo dove noi custodiamo l'Eucarestia per l'adorazione e la preghiera, perché questi sono giorni di silenzio, di visita, di custodia, di adorazione e di preghiera, e gli altari della Reposizione ci ricordano proprio questo. I fiori e le luci sono proprio questo segno di una custodia che diventa bene, che diventa profumo di Cristo e che diventa gratuità. Dunque Telepace trasmetterà in diretta al canale 15 la Santa Messa in Cena Domini presieduta dal Vescovo in cattedrale a partire dalle 18. Questa sera poi alle 21 proporremo un momento di preghiera e adorazione all'altare della Reposizione con immagini degli allestimenti di diverse comunità parrocchiali della zona. Dopo l'ultima edizione del telegiornale, secondo tradizione, Telepace propone il digiuno televisivo che caratterizzerà tutta la giornata del Venerdì Santo. La nostra consueta programmazione su Telepace 1, 2, 3 e 4 lascerà spazio a riflessioni, musica e alle celebrazioni che caratterizzano questa giornata. Domani dalle 9:30 alle 16 e alle 16:30 proporremo la riflessione di Don Claudio Doglio sulla passione di Cristo nel Caravaggio. Alle 13 verrà trasmesso il concerto Stabat Mater. Attorno alle 15 verranno proposte le immagini e la riflessione della Via Crucis organizzata a Chiavari dall'Azione Cattolica Ragazzi. Alle 18 in diretta dalla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto la celebrazione in Passione Domini. Alle 21:15 in diretta dal Colosseo la Via Crucis presieduta da Papa Francesco. Gli appuntamenti con l'informazione saranno proposti solo al canale 187 Telepace News, aggiornati con le notizie del giorno. Voltiamo pagina, spazio adesso all'economia. Oggi vi proponiamo la scaletta delle scadenze relative ai modelli precompilati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e ai passaggi necessari per la corretta compilazione del documento. Il punto nel nostro sportello Economia.
È dal 15 aprile che si può visualizzare il modello 730 precompilato. Il documento potrà essere modificato invece dal 2 maggio, mentre per l'invio del modello il periodo va dal 2 maggio al 23 luglio. Quest'anno entrano nella precompilata anche le spese sulle parti comuni condominiali che danno diritto al bonus verde e quelle sostenute dal 1 gennaio 2018 per le assicurazioni contro le calamità stipulate per immobili a uso abitativo. Per accedere al servizio occorre dotarsi di una chiave d'accesso. Vanno bene le credenziali SPID, il sistema pubblico di identità digitale, quelle fornite dall'Agenzia delle Entrate per accedere ai servizi telematici come Fisco Online, anche quelle rilasciate dall'INPS, oppure utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi. Una volta entrati nel sistema, tramite il link disponibile dal 15 di aprile sul sito dell'Agenzia, sarà possibile visualizzare la dichiarazione e controllare nel dettaglio tutti i dati. Per accettare, integrare o modificare il 730 bisognerà attendere giovedì 2 maggio o la settimana successiva se si vuole approfittare degli strumenti di compilazione semplificata messi a disposizione dall'Agenzia. Dal 10 maggio infatti sarà attiva una funzione che consente di modificare in maniera semplice i dati di tutto il quadro E, aggiungendo, eliminando o modificando, tra gli altri, anche gli importi relativi alle spese che danno diritto agli sconti fiscali per le ristrutturazioni, per il risparmio energetico, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici e per il bonus verde. Con il vantaggio che, una volta fatte le modifiche, sarà il sistema a ricalcolare in automatico gli oneri detraibili e deducibili sulla base dei nuovi dati e di eventuali limiti previsti dalla legge e, infine, ad inserire il totale nei campi del quadro. La cronaca adesso, andiamo sul sito di ANSA Liguria per una notizia che ci porta alla Spezia. 105.000 tra uova e ovetti con falso cioccolato italiano sono stati sequestrati nel porto della Spezia da funzionari delle dogane e dalla Guardia di Finanza. Il peso complessivo delle uova sequestrate è di 1,3 tonnellate. Erano in 3.540 confezioni che avevano illecitamente il marchio di un'azienda dolciaria partenopea. Le uova erano destinate al mercato mondiale. L'operazione è avvenuta grazie al controllo dei containers. Le indagini hanno accertato che le uova di cioccolato erano state prodotte in un'azienda di Brodnica in Polonia che usava fraudolentemente il marchio dell'azienda partenopea. Ancora cronaca a Chiavari, intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina in Corso Gianelli per soccorrere un uomo vittima di una caduta in casa e impossibilitato a muoversi. Pochi minuti prima delle 9 gli uomini del distaccamento di Chiavari, utilizzando l'autoscala, sono riusciti ad entrare da una finestra dell'appartamento al 4º piano. Una volta dentro hanno raggiunto l'infortunato e hanno permesso l'ingresso nell'abitazione dei militi della Croce Verde chiavarese che hanno fornito i primi soccorsi. Il traffico lungo la via ha subito qualche rallentamento, la situazione è rientrata in mattinata, sul posto hanno operato anche i vigili urbani di Chiavari. Per la politica amministrativa, la Giunta di Santa Margherita Ligure ha approvato il progetto esecutivo per la ricostruzione della passerella pedonale a sbalzo nel tratto distrutto dalla mareggiata del 29 ottobre, compreso tra la Cervara e Paraggi. L'intervento, del costo complessivo di 500.000 euro, prevede 4 lotti conseguenziali in modo da essere compatibile con il cantiere di lavori di Città Metropolitana di Genova che sta operando sul tratto crollato e ricostruito. Nei prossimi giorni gli uffici avvieranno l'iter per l'affidamento dei lavori che dureranno 60 giorni. Proseguono intanto gli interventi a Santa Margherita Ligure per il ripristino post mareggiata in corso, i lavori a Piazza del Sole e ai Giardini a Mare. Sport e turismo accessibile possono essere veicolo di promozione per il territorio. Per far capire questo, dal 26 al 28 di aprile Chiavari, il suo porto e la piscina comunale ospiteranno numerose dimostrazioni di attività sportive rivolte a tutti, in particolare ai disabili. In campo diverse associazioni coordinate dalla Lega Navale e dal Centro Benedetto Acquarone. Vediamo. Una 3 giorni di sport e turismo accessibile, durante la quale davvero tutti potranno cimentarsi con la vela, il canottaggio, la scherma, il basket e il nuoto nell'area del porto e nella piscina di Largo Pessagno. Tutto questo è Chiavari Porte Aperte. Da venerdì 26 a domenica 28 aprile, in contemporanea con la mostra del Tiguglio in scena nel centro storico, le associazioni sportive cercheranno di dimostrare quanto il connubio sport e turismo sia centrale per lo sviluppo del territorio e per il percorso di inclusione delle persone con disabilità. Far percepire
percepire a tutti e soprattutto ad altri operatori, non solo dello sport ma proprio del turismo, albergatori, ristoranti eccetera, come facendolo bene, costruendolo bene, avendo la pazienza, il turismo accessibile sia un'ulteriore opportunità per questa città e direi più ampiamente per tutto il Tigullio. Ad aprire da 3 giorni, venerdì mattina alle 10 nell'auditorium della Filarmonica, il corso di aggiornamento per allenatori e volontari dei vari sport coinvolti. Nel pomeriggio poi l'inaugurazione ufficiale con il via alle diverse attività che vedono coinvolte le società sportive come la Lega Navale di Chiavari, la Chiavari Scherma e il Chiavari Nuoto, con la collaborazione del Centro Benedetto Acquarone. Supporto diciamo organizzativo, organizzando tra le altre cose anche la partita di basket in carrozzina insieme in collaborazione con il BIC Genova. In questi 3 giorni sarà possibile anche accedere alla piscina comunale per provare a tuffarsi in vasca? Certo, assolutamente sì, ci saranno e ci sono i nostri istruttori che sono la risorsa più importante della Chiavari Nuoto per il lavoro che fanno con grande passione. Domenica 27 aprile dalle 10 a mezzogiorno, dove sarà possibile andare in palestra e quindi provare a approcciarsi a questo sport, in particolare dedicato alle persone con disabilità motoria, con il maestro dedicato, in modo tale che chi vorrà potrà provare a tirare di scherma e appassionarsi a questo nuovo sport. La manifestazione avrà anche un prologo ed un epilogo nel segno della vela. Dal 22 al 25 aprile, dalle 16 alle 19 al porto di Chiavari sarà possibile salire a bordo dell'imbarcazione per disabili ANSA 303, la cui regata di categoria domenica andrà a chiudere la 3 giorni. Arriveranno delle barche da Palermo, un team da Palermo, col quale poi andremo a fare le regate dell'Accademia Navale di Livorno il 1° maggio. Ed è iniziato il ripascimento delle spiagge a Chiavari, notizia che troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. In vista del lungo ponte pasquale del 25 aprile l'amministrazione comunale ha avviato le operazioni per il ripascimento degli arenili. Ruspe in azione questa mattina sulla spiaggia nelle vicinanze della foce del torrente Rupinaro. Questa è dunque la nostra notizia sul sito. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altre notizie. Avvenire titola respingimenti illegali, documenti esclusivi. Ecco le prove che i soccorsi delle motovedette libiche sono dirette da militari italiani in Libia e riportano potenziali rifugiati nei luoghi di tortura. Gli ordini mai scritti di Salvini, il caso della Mare Ionio a Lampedusa, le comunicazioni interne svelano le anomalie nella regia degli interventi in mare. Poi ci spostiamo in Francia, Notre Dame, frontoni a rischio, il segretario della CEI russo dice puntiamo sulla prevenzione. L'incontro del Papa a fine udienza ieri con la giovanissima Greta Thunberg, che è a capo di un movimento che vuole comunque riportare l'attenzione sull'ambiente. Il Papa a Greta, vai avanti, l'incoraggiamento appunto alla fine dell'udienza di ieri. Poi invece il governo Tria che dice e conferma l'aumento sull'IVA, c'è rivolta nel governo, Premier, Movimento 5 Stelle e Lega contro il Ministro del Tesoro, arriva però il bando per i navigator, che è la figura professionale che dovrà dare così appunto un servizio sui redditi di cittadinanza. Dopo le proteste passate, l'outlet di Serravalle non aprirà a Pasqua. E poi ancora nella Via Crucis, le crocifisse di oggi, le meditazioni quest'anno della Via Crucis del Papa al Colosseo saranno scritte da Suor Bonetti. Andiamo invece adesso alle prime pagine del Secolo XIX, che titola Salvini dà più potere ai prefetti e Di Maio dice non è democratico, direttiva del Viminale, i sindaci che non adottano il DASPO contro il degrado saranno scavalcati. I 5 Stelle attaccano, così si torna ai podestà fascisti, l'ANCI, l'associazione dei sindaci e dei comuni, no al commissariamento. Elezioni europee, i candidati liguri a caccia di un posto, il caso di Emanuele Rossi, e poi invece l'intervista a Bonafede, che è il ministro della giustizia, processi, la riforma è pronta, adesso la Lega tratti. A Savona, con la foto immagine, Pertini dimenticato, deserto nel museo. Negli ultimi 3 mesi soltanto 13 visitatori al museo Sandro Pertini e Renata Cuneo, collezione d'arte donata dalla moglie Carla Valtolina alla città. Meglio invece il museo nella casa
Piazza Natale di Stella 600 visitatori. Le imprese farmaceutiche statunitensi: non riusciamo a investire in Italia, il governo non ci ascolta. E poi dal nostro territorio, torta dei Fieschi, un tavolo per salvare la festa di quest'anno, e a Lavagna naturalmente, e poi a Rapallo ancora 2 barche per liberare il lungomare rapallese. Nel Levante vediamo una notizia di cronaca: raggirava anziani al bancomat, arrestato in Spagna dopo 10 mesi di fuga. L'uomo, insieme ad un complice, ha messo a segno decine di furti tra Liguria e Toscana, caccia anche al suo compagno. Distraevano le vittime facendogli credere di aver perso delle banconote. E oggi diamo anche uno sguardo al Levante Sport. Entella, i passi falsi sono banditi, con l'Arezzo sarà battaglia dura. Questa sera in campo la Virtus Entella, i toscani sono la squadra meno battuta del girone, i chiavaresi devono reagire al KO di Bursastizio contro il Pro Patria. A 4 turni dalla fine ogni minimo particolare può segnare la differenza nel bene e nel male. E adesso la linea passa a Genova per vedere quali sono gli argomenti di questa settimana de Il Cittadino. Al tempo pasquale è dedicato il titolo di apertura del Cittadino di questa settimana: Cristo nostra Pasqua. Dopo la vigilia delle Palme con la veglia dei giovani, il Triduo Santo e il giorno della risurrezione. Il programma delle celebrazioni presiedute in cattedrale dall'Arcivescovo. In alto in prima pagina l'angoscia e il dolore per Notre Dame. Il mondo intero ha assistito in diretta alla devastazione della cattedrale di Parigi. Pubblichiamo il messaggio di vicinanza e di solidarietà del cardinale Bagnasco all'Arcivescovo di Parigi, Monsignor Petit. Di spalla alcuni avvisi: la preparazione dell'annuario dei sacerdoti aggiornato al 2019 e 2 appuntamenti che riguardano la figura del cardinale Canestri per l'anniversario della sua morte: la Santa Messa in cattedrale il prossimo 30 aprile e la presentazione di un libro a lui dedicato il prossimo 8 maggio. Tutte le altre notizie le trovate all'interno del giornale sul sito www.ilcittadino.ge.it. Infine ricordiamo ai nostri lettori che la prossima settimana il Cittadino non uscirà. Da parte di tutta la redazione, i più cari auguri di buona Pasqua. Andiamo adesso in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti con Maurizio Garreffa. Grazie Andrea, un saluto a tutti. C'è una breve di cronaca che ci porta a Lavagna, dove la sera scorsa i carabinieri hanno bloccato un uomo scoperto nell'atto di cedere ad uno sconosciuto un involucro contenente 10 grammi di marijuana. Perquisendo poi la sua abitazione, i militari hanno trovato 1,5 kg della stessa sostanza, 115 grammi di hashish e 150 euro provento dell'attività illecita. L'uomo, un lavagnese di 43 anni, è stato arrestato per spaccio. A te Andrea. Concludiamo con alcune notizie di sport. Iniziamo dalla Lega Pro, un turno pre-pasquale, abbiamo visto in rassegna per la Virtus Entella. Questa sera tornerà a giocare dinanzi al pubblico di casa al Comunale di Via Gastaldi. Alle 20:30 scenderà in campo contro l'Arezzo. Importante per i chiavaresi fare il risultato pieno e quindi si rende necessario l'apporto e il sostegno di tutti i tifosi di casa. La Caperanese ha vinto la Coppa Liguria di prima categoria battendo in finale il Pontelungo per 3-1. Il match è andato in scena sul campo neutro di Voltri, chiavaresi in vantaggio su rigore con Picasso. La squadra di Albenga ha pareggiato sul finire del primo tempo. Nella ripresa nuovo vantaggio verde-blu ancora con Picasso. Al 90° Levaggi ha segnato la rete del 3-1, un'impresa per la Caperanese che ha giocato 80 minuti con un uomo in meno per l'espulsione di un giocatore. E la pallanuoto, 23ª giornata del campionato di Serie A1, di scena il derby tra la Prorecco e il Savona, che ha visto i biancocelesti vittoriosi per 18-5 nella piscina di Sori. Prorecco già sul 5-1 al cambio di campo, ha preso il largo nel terzo tempo con un parziale di 6-2 replicato anche negli ultimi 8 minuti. Miglior marcatore Velotto, autore di 4 reti, triplette di Fulvio, Filopovic e Figari. La Prorecco mantiene la vetta della classifica. Con lo sport si conclude questa edizione di TG di oggi. L'informazione torna questa sera alle 19:15 e continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.